Buongiorno, bentrovati a questo appuntamento con A Voi la Linea per approfondire le principali notizie di questa giornata. Partiamo dalla campagna vaccinale con un annuncio del vicepresidente della Regione Riccardi relativo ai tamponi a prezzo calmierato per chi non può fare il vaccino. Da parte della Regione è appunto arrivato il via libera, nell'occasione è stato fatto anche il punto sulla campagna vaccinale che in Italia ha raggiunto il 70% della popolazione. Invece in Friuli Venezia Giulia è ancora indietro di 5 punti. Abbiamo condiviso col Presidente della Regione la declinazione relativa alla norma approvata in Consiglio regionale e con il Presidente Fedriga la misura che prevede per i residenti in Friuli Venezia Giulia da 12 a 18 anni. Con l'abbattimento del protocollo statale il tampone costa 8 euro, noi faremo un abbattimento di ulteriori 3 euro con fondi regionali, quindi si pagheranno 5 euro e in più renderemo esenti tutte le persone residenti in Friuli Venezia Giulia che con certificazione medica proveranno la loro condizione di non potersi vaccinare. E in questo senso per queste persone come cambierà? Cosa dovranno fare? Quale sarà la procedura? Perché oggi non possono neanche richiedere il Green Pass. Semplicemente la certificazione medica consente questo tipo di risposta, quindi sulla certificazione medica uno non si può vaccinare, ci sono le patologie ammesse e quindi è totalmente esente. No, se vogliono fare il tampone, fanno il tampone, se hanno esigenze di farlo, lo fanno. Il tampone è una prestazione medica, dobbiamo anche stare attenti a non fare delle cose che non servono, ma nel momento in cui dovessero accedere a determinate situazioni particolari e avessero bisogno del tampone, visto che i limiti di accessibilità potrebbero in qualche modo escluderli, avrebbero a disposizione la gratuità del tampone. Nessuno di noi è in grado di sapere quando questa pandemia finirà e quando finirà l'emergenza sanitaria. Però il mondo non può fermarsi nella risposta economica, nella risposta della libertà delle persone, non può fermarsi nella risposta della tenuta sociale e non può fermarsi nemmeno rispetto alle altre patologie che la sanità deve continuare a garantire. Quindi bisogna trovare dei percorsi paralleli che ci consentano nella massima protezione possibile di ritornare ad una vita normale. Questo dipenderà però anche molto da noi, quindi dipenderà dal rispetto delle regole che tutti abbiamo imparato a conoscere, quindi il distanziamento e la mascherina e soprattutto dai dati che stiamo vedendo, l'adesione alla campagna vaccinale che deve riuscire ancora a fare uno scatto importante e noi auspichiamo che questo possa essere fatto nelle prossime settimane davanti ad appuntamenti importanti a partire dalla riapertura delle scuole. La buona notizia è che oggi Speranza ha detto che siamo al 70% a livello nazionale per quanto riguarda la campagna vaccinale. Insomma, si intravede un po' di luce. Siamo al 70% di adesione a livello nazionale, ma in questa regione scontiamo quei 5 punti di differenza. Noi siamo al 65% dell'adesione alla campagna vaccinale, siamo all'80% per gli over 60, abbiamo una popolazione scolastica da 12 a 19 anni che ha aderito alla campagna vaccinale per il 52%. Dobbiamo ancora fare dei passi in avanti, dobbiamo cercare di recuperare questi 4-5 punti che sono un po' figli della storia di una terra che ha un approccio alla vaccinazione diverso rispetto ad altre comunità regionali, quindi su questo dobbiamo continuare a lavorare e soprattutto comprendere che il vaccino è una risposta che non riguarda soltanto la nostra protezione, ma riguarda la protezione anche di tutti quelli che possiamo incontrare pur nei limiti delle misure che sono state applicate. E a questo è anche un appello in particolare alle generazioni più avanti con l'età, perché se le generazioni più avanti con l'età, quindi da 60 anni in su, aderissero con maggiore convinzione, questo potrebbe anche consentire una pressione diversa rispetto alle nuove generazioni, le quali non hanno di per sé un problema in generale rispetto alla loro protezione, perché è chiaro che il virus li colpisce ma con meno invasività rispetto a persone che hanno un'età più avanzata, però possono diventare portatori del virus, cosa che non è esclusa avendo avuto il vaccino, ma sicuramente ci mette in una condizione di maggiore sicurezza. Cresce la fiducia degli artigiani friulani verso la propria impresa e anche verso il sistema paese. È l'effetto Draghi attestato dalla 31esima indagine congiunturale che è stata presentata oggi a Udine. Ripartono le costruzioni che però sono penalizzate dal costo della materia prima e dalle difficoltà a trovare manodopera.
Presidente Tilatti, vengono presentati i dati sull'indagine congiunturale, ci sono degli aspetti sicuramente molto positivi a partire dalla fiducia. La fiducia degli artigiani nei confronti della loro impresa e poi, fatto ancora più importante, storico, oseremmo dire, una fiducia nei confronti del sistema paese che cresce di un punto percentuale. Questo è vero, diciamo, abbiamo questi dati, fiducia nella propria capacità di resistere anche dopo questo evento così traumatico, e anche una fiducia nei confronti delle istituzioni, caso del governo, perché fiducia sulle istituzioni locali c'era sempre stata, perché le amministrazioni locali e la regione avevano dimostrato la loro vicinanza, e poi diciamo fiducia anche che questa pandemia venga sconfitta, e quindi alla fine, dopo una tragedia come questa, perché la dobbiamo definire così, c'è sempre una ripresa. Quindi siamo ottimisti, i dati sono un po' diciamo sono un po' particolari, nel senso che si rallenta la perdita di piccole imprese, ci sono alcuni settori dove c'è una crescita importante, perché il comparto dell'edilizia segna un più 3,6, mentre alcuni comparti sono fermi e altri sono in contrazione, come i servizi alle persone. Però diciamo in compenso spero di aver segnato il punto massimo negativo. La fiducia nei confronti del sistema paese è un effetto del governo Draghi, e se così fosse, che cos'altro chiedete? Perché sono state immaginate, pensate, messe in campo tante misure, quello che chiedete è che diventino strutturali. Beh, certo, quello che diciamo la fiducia è proprio nella persona che ha saputo guidare in questi 10 anni di crisi finanziaria, guidare la BCE, e ha saputo dare delle risposte importanti per l'Europa. In questo caso, come Presidente del Consiglio, ha avuto molto ascolto a livello internazionale, quindi diciamo è quello che ha fatto decollare il Piano Nazionale di Resilienza e Ripartenza. Da lui capiamo benissimo che ha significato anche un cambio di visione da parte di tutti i governi dell'Europa, perché l'Europa ha capito che non è solo con rigore che si può combattere le crisi, ma che c'è bisogno anche di un piano di rilancio con delle priorità, e le priorità insomma nelle tesi sono state ribadite, cioè infrastrutture tecnologiche, inclusione, un discorso dello smart e green, e che sono temi importanti. Quindi noi siamo fiduciosi anche che questo, perché siccome dobbiamo rendicontare tutto entro il 2026, che il Presidente Draghi trovi tutte le misure atte a semplificare il processo amministrativo, autorizzativo. C'è un settore che per tanto tempo è rimasto in sofferenza, che è quello delle costruzioni, che dà segnali importanti di risveglio. Sicuramente questo è l'effetto, no, delle famose misure di cui parlavamo prima. Ecco, il comparto dell'edilizia è quello che avrebbe la più possibilità di fare un effetto traino, perché diciamo il 60% dell'economia interna ruota intorno al comparto dell'edilizia. Questo però oggi ha ancora alcuni problemi, cioè l'esplosione del costo delle materie prime e la difficoltà a reperire delle risorse umane che aiutino a scaricare, poi a realizzare questi nostri progetti. E anche qui diciamo, ci attendiamo 2 interventi. Credo che Draghi abbia già capito quello di mettere in atto delle misure per difenderci dagli sbalzi della speculazione sulle materie prime, che può essere fatta una politica solo a livello europeo, e poi diciamo che abbia capito che cercare di fare combaciare la domanda e l'offerta di lavoro, cioè ci sono tante persone che sono in cassa integrazione che potrebbero essere riqualificate e poi, sempre volontariamente questo, avviate nel comparto dell'edilizia, perché sennò questa, che è nata come un'operazione intelligente di cui non solo l'Italia, tutta l'Europa ha bisogno, rischia proprio di saltare, perché se non c'è chi la fa e non ci sono i materiali per farlo, rischia di rimanere sulla carta. Allora io credo che il Presidente Draghi, ma anche i tecnici che sono a suo fianco, abbiano capito, e quindi qualcosa si farà anche nella riforma della pubblica amministrazione per velocizzare i processi autorizzativi.
Elsa Bigai è il nuovo direttore di Confartigianato Servizi delle Friuli Venezia Giulia. L'annuncio è stato dato oggi proprio in sede di presentazione dei dati dell'indagine congiunturale della quale abbiamo appena parlato, e Bigai prende spunto proprio da questi dati per parlare delle sfide future dell'organizzazione. Vediamo. Elsa Bigai entra nella grande casa di Confartigianato con il ruolo di direttore Confartigianato Servizi FVG. Partiamo da questa indagine congiunturale, che non è una semplice presentazione di dati, per quanto importante possano essere, ma è un'indicazione importante per le strategie future. Tante sono le sfide da affrontare, mi pare con grandissimo entusiasmo le idee molto chiare. Esattamente, questa analisi congiunturale, che è una cosa tradizione, è un profondo elemento di Confartigianato, deve essere tradotto nella risposta che serve alle imprese artigiane. È emerso sicuramente che ci sono dei bisogni sul fronte, ad esempio, della manodopera. È un tema non nuovo, però la portata a volte viene vista sempre a carico del nazionale. Noi crediamo che possiamo fare qualcosa anche a livello locale, intensificando i rapporti con le scuole di formazione, spostando, per esempio, favorendo l'ospitalità nelle imprese, trasferendo il sapere che moltissimi artigiani hanno, diciamo a giovani, ma non solo a giovanissimi, perché credo che qui anche il tema vada anche superato. Poi un altro elemento che mi pare estremamente importante come sfida che sempre le imprese hanno posto, quello della semplificazione. A volte si vive con preoccupazione e pesantezza l'idea della digitalizzazione che viene chiesta a 360 gradi. Io credo che noi dovremmo aiutare soprattutto nel trovare le risposte, ma anche nel far capire quanto invece per l'impresa possa essere semplificatorio un sistema che funziona, che alleggerisce anche in termini di costi. Chiaro che vuol dire che non abbiamo paura come sistema servizi magari di spostarci e di abbandonare alcune aree della fiscalità eccetera legate sempre alle imposte, a dare noi servizi ad alto valore aggiunto che sono le risposte di cui le imprese hanno bisogno. Tra poco la seconda parte di A Voi la linea. Bentrovati in diretta, andiamo a Trieste, dove è stato inaugurato il nuovo centro sociosanitario integrato per i disturbi dello spettro autistico e della disabilità cognitiva, un luogo dove seguire la transizione dall'età giovanile a quella adulta. Ne abbiamo parlato con il neuropsicologo psicoterapeuta Cristiano Stea. Si apre il centro integrato per i disturbi dello spettro autistico, un tema che in Italia inizia oggi a essere una cosa reale, concreta, una patologia, qualcosa da curare, da seguire. Sì, una cosa di cui prendersi veramente carico, perché questo è il disturbo dello spettro autistico, proprio perché parliamo di spettro, ha una grandissima varietà al suo interno di bisogni specifici. Andiamo dal riuscire a inserire in maniera buona anche persone nel mondo del lavoro, garantire anche la possibilità anche di laurearsi in caso di disturbi dello spettro autistico ad alto funzionamento, fino a situazioni invece molto più importanti dal punto di vista della gravità, dove dobbiamo pensare anche a situazioni di alleviare, aiutare le famiglie e a dare a questi ragazzi una dignità di progetto. Quindi i numeri purtroppo sono molto importanti, solo adesso già appena aperto dovremmo pensare a numeri più di 200 famiglie, 57 famiglie in transizione, quindi sono numeri molto importanti. Dicevo anche prima che in Italia un ragazzino su 77 ha disturbi dello spettro autistico, sono numeri del Ministero dell'Istituto Superiore della Sanità, quindi sono numeri veramente importanti. Oggi è un giorno importante, dobbiamo garantire proprio percorsi specifici, perché la questione è veramente molto specifica, quindi dobbiamo avere un livello di formazione e di competenza molto importante. Che cos'è però l'autismo? Se ne parla tanto, cioè se ne è iniziato a parlare tanto, però è un qualcosa che molti ancora non hanno capito o fanno anche fatica un po' ad accettare. Sì, ma accettare, credo che non dobbiamo spostarci assolutamente da ogni tipo di stigma, c'è una grande varietà. L'autismo di fatto è in primis un disturbo della relazione, no? Quindi quando ci poniamo verso l'autismo dobbiamo anche
trovare un adattamento, trovare una elaborazione di questi ragazzi che guardano il mondo in maniera diversa da noi e hanno un modo di elaborare le cose un po' diverso, ma non vuol dire che non sia un modo efficace, e quindi siamo noi che dobbiamo adattarci un po' e cercare di andare incontro a queste persone e creare un mondo che possa essere un mondo adeguato, perché riescono a fare grandi cose e riescono anche a integrarsi in modo molto, molto positivo, e quindi dobbiamo, per questo dicevo anche prima, bisogna essere molto specifici nella risposta. Quindi l'autismo sì, è un problema, diciamo così, è una questione che va affrontata sempre di più, e che i numeri sono sempre più importanti, perché noi abbiamo capacità di diagnosi molto precoce. Stiamo parlando che le diagnosi arrivano già a 18 mesi, e in questo caso per esempio l'azienda, la SUGI, ha fatto un grosso investimento, perché ci sono degli interventi importanti anche di tipo riabilitativo rivolti ai ragazzi dai 18 ai 56 mesi, che vanno proprio a migliorare questo disturbo di relazione e che danno veramente risultati molto importanti. Si tratta della Early Start Denver Model, è una terapia per cui ci sono certificati molti psicologi all'interno di ASUGI, ed è per questo che il centro è ancora più importante, perché quando noi costruiamo e diamo una risposta e cerchiamo di migliorare questa situazione, dobbiamo in qualche maniera ereditare e continuare a rinforzare questo miglioramento che possiamo adottare, e quindi garantire a queste persone una continuità. Quindi non dobbiamo sprecare il lavoro fatto in età evolutiva. Per questo Si guarisce dall'autismo? No, dall'autismo non si guarisce, e questo è un tema anche importante, parlando di quando noi andiamo a certificare nell'adulto il disturbo dello spettro autistico. No, non si guarisce, però si vive e si possono fare anche delle cose importanti, dipende chiaramente anche dal livello del disturbo, insomma. E l'assistenza deve proseguire per sempre, cioè non è che passa compiuti 18 anni la patologia sparisce? Assolutamente no, questo è il fatto importante, è proprio questo, non sparisce, come tante altre cose non sparisce, e non è una patologia che si dissolve, anzi i bisogni aumentano, perché bisogna garantire la possibilità di in qualche maniera diventare più autonomi, e quindi garantire in età adulta anche un certo tipo di vita, quindi assolutamente no, bisogna investire moltissimo. E ora andiamo al lago di Cavazzo, ci colleghiamo con Alexis Sabot. In questi giorni di temperature roventi sono in molti a cercare refrigerio appunto nei fiumi, nei torrenti, oppure appunto anche al lago di Cavazzo. Fate il bagno, però al lago non è propriamente come farlo al mare, allora abbiamo chiesto alcuni consigli. A te Alexis. Oggi ci troviamo al lago di Cavazzo, anche qui tante persone raggiungono la località proprio per trovare refrigerio in queste giornate bollenti. Qui con noi c'è Giovanni Gersina del Lifeguard Academy, proprio per capire anche quelle che sono le indicazioni per chi arriva qui in queste giornate calde, e ci dai anche dei consigli, dai dei consigli ai nostri telespettatori per arrivare qua e fare anche una nuotata in sicurezza. Certo, buongiorno a tutti. Noi siamo da 10 anni sulle sponde del lago di Trecomuni, anche conosciuto come lago di Cavazzo. Ovviamente negli anni abbiamo visto crescere l'affluenza da parte dei bagnanti in questi 10 anni per queste mete low cost. E abbiamo deciso così di fare questo progetto di sorveglianza balneare volontaria dal 2011 ad oggi, che prende il nome di Ferragosto in sicurezza, proprio perché facciamo da domenica a domenica, prendendo dentro la giornata di Ferragosto, queste sorveglianze pomeriggio più o meno dall'1 alle 6, 6 e mezza, 7 di sera. Abbiamo visto numerosi bagnanti della zona del Friuli Venezia Giulia, gente anche dall'estero, francesi, austriaci, tedeschi, e abbiamo spostato quindi la nostra attenzione sulla sponda ovest, qui di fronte al camping lago dei Trecomuni. E molto spesso le persone ci vengono anche a chiedere, appunto, come avete fatto voi, dei consigli su come fare, su come approcciarsi al lago. Beh, innanzitutto l'acqua del lago è più fredda di quella del mare, quindi bisogna sempre porre attenzione a questo fattore, perché nonostante uno può essere un abile nuotatore, ma il freddo comunque fa diminuire la nostra performance. Quindi assolutamente acclimatarsi prima di entrare in acqua può essere un buon consiglio, anzi è doveroso, e soprattutto stare, nel caso se siete sulla sponda ovest, nella zona dove noi possiamo vedervi, perché anche se qualcuno dà come consiglio andare in due, andare con qualcuno, non è detto che chi è con me sappia riconoscere il pericolo,
sappia intervenire nel pericolo, quindi c'è veramente il concreto rischio di avere 2 persone che hanno un problema oppure anche una fatalità di 2 persone anziché una, e quindi bisogna assolutamente fare estrema attenzione. E in ultima battuta ricordiamoci che noi siamo qui, è un piccolo contributo, però siamo qui come volontari, quindi non siamo stipendiati da nessuno, non stiamo gravando sulle spalle di nessuno, quindi è puro volontariato quello che stiamo facendo in questa settimana. Non è molto, ma è già qualcosa, perché come ho detto prima siamo sia qui che sul torrente Palar, siamo una squadra di 6-7 persone al giorno, quindi trovare dei volontari in questo periodo non è facile. Aspettative avete per il Ferragosto? Arriverà più gente? Quali sono le vostre sensazioni, considerando anche le scorse estati? Ma allora, sorprendentemente abbiamo avuto un po' meno afflusso questo inizio settimana, ma ci aspettiamo veramente molto traffico, soprattutto di persone, perché c'è la voglia delle persone di fare vacanza, e come vi dicevo, in 10 anni abbiamo visto aumentare queste mete low cost per la vacanza. Abbiamo visto gente che si organizza, viene, fa la griglia, si portano anche in altre zone che sono molto più scomode rispetto alla comodità qui del lago di Cavazzo, si organizzano come sembra di vedere, non so, un campo di primo soccorso, hanno di tutto, griglie eccetera, frighe eccetera, quindi c'è veramente tanta voglia di uscire, e sempre più queste mete vengono, diciamo così dire, prese d'assalto e vengono appunto, come dire, usate anche dai bagnanti. C'è da dire che bisogna comunque essere educati, quindi noi diciamo sempre portarsi i rifiuti a valle, portarsi le cose con sé, perché abbiamo visto anche negli anni, oltre all'aumento del numero di persone, abbiamo visto anche purtroppo l'aumento del numero di rifiuti lasciati in giro, quindi noi diciamo sempre preserviamo questi luoghi che sono magnifici come vedete, però sono anche fragili al tempo stesso. Grazie Giovanni, grazie a Chiara Miscori, a voi la linea. Grazie ad Alexis Sabot per questo collegamento che chiude il nostro appuntamento con A Voi la Linea. Vi auguro una buona giornata, arrivederci.